facciamo il piatto tipico proprio di qua, è un piatto anche tradizionale, popolare, che viene fatto per quando uno si sposa, il sufilindeu. Vero? Ho detto bene? Andiamo a vedere come si fa però. Andiamo. Andiamo a vedere come si cucina, come si fa il sufilindeu. Paola! Ciao Massimiliano. Allora, sei già pronta Ciao, al lavoro? Sì. Allora, innanzitutto raccontiamo la storia di questa pasta, il sufilindeu. Allora, sufilindeu intanto è un'antica pasta barbaricina. Sì. Si impasta con semola di grano duro, Sì. acqua e sale. Acqua e sale, Acqua e ok. sale. Quindi Poi si procede alla lavorazione acqua e sale solamente per che cosa? Per dare per il dare sapore? il sapore e un po' di elasticità alla pasta. Ok. Poi Dopodiché, si procede alla lavorazione. L'impasto deve essere omogeneo. cioè io dovrei fare questo? Sì, Ah. dovresti tirare fili così. Dopodiché lo vai a spianare lì sopra? Sì, vado ad adagiarlo sul fondo. Ma non ci credo. Vedi Io l'avevo questa? Amici di Neverde, io questa pasta l'avevo vista, ma io ero convinto che tu la tagliassi con il No, coltello. Si fa solo così. No, guardate che Fa- bella. Proviamoci, dai, proviamoci. Allora, Allora. senti, mi è arrivata un'email da parte di Arianna di Catania di 26 anni Sì. e mi scrive che quando fa l'impasto lei, acqua e farina oppure utilizzando anche le uova, quando fa l'impasto finale, diciamo, Sì. ecco, non riesce a renderlo omogeneo, ma c'ha tutti i tagli. Come Allora, si fa? Lo deve lavorare Quello per capita bene. pure a me però, devo dire. Ecco, deve lavorarlo proprio bene fino in fondo, Eh? cioè deve affondare proprio la mano nella pasta in modo che diventi omogeneo, liscio, e ci vuole tanta lavorazione. Tanta lavorazione, ok. Allora...